Costringetemi a ordinanze cattive sul fronte degli acquisti. Il presidente Zaia è chiaro con i veneti nel ribadire l'importanza di restare a casa e non fare i furbi per uscire di casa più volte. Donazzana sciocca ad Antenna 3 dall'inizio dell'emergenza, ha persi già 20.000 posti di lavoro, insufficiente il sostegno del governo, serve più coraggio. Intanto il ministro Azzolina: non ci sono le condizioni per tornare a scuola. Attività e aziende del Trevigiano chiedono l'autorizzazione a continuare a lavorare. Sul tavolo della prefettura già arrivate oltre 1.000 richieste. Prodotti non alimentari come cancelleria, carta igienica assenti sugli scaffali nel weekend, associazioni di consumatori sul piede di guerra, pronti a denunciare chi ritoccherà i prezzi al rialzo. Il sindaco di Asolo annuncia su Facebook ai suoi cittadini che tornerà a fare l'infermiera a tempo pieno, l'attività amministrativa passa in mano a giunta e vice sindaco. Da oltre un mese senza lavorare, senza nessuna entrata, è la storia di Paolo e Maurizia di Moriago della Battaglia. Chiedono di sospendere tasse e pagamenti. Ci sentiamo dimenticati. Lavoratori della logistica della CRAI di Montebelluna regalano ore di lavoro straordinario alle terapie intensive del territorio. La funzionaria della CGIL: spero sia uno stimolo anche per gli altri lavoratori. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi in diretta come sempre. Questa è l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Avete sentito i nostri titoli, dovremmo partire come sempre con le tabelle, ma abbiamo l'aggiornamento che è arrivato davvero da pochi secondi in redazione, l'aggiornamento della tabella. Quella che vedete in onda in questo momento è ancora la tabella che risale a questa mattina, quindi aspettiamo un attimo a mandarvela per poter verificare i dati e poi ve li faremo vedere. Ci sono i dati che riguardano i nuovi decessi, i nuovi contagiati da Covid-19, ma ci sono anche i dati che riguardano i minori, i bambini che sono contagiati e quelli che attualmente sono ricoverati. Vi anticipo già che presso le strutture ospedaliere del Trevigiano i bambini ricoverati sono 2, ma vi faccio subito sentire in apertura le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che ribadisce l'out-out, state a casa, non costringetemi, ha dichiarato oggi, ad emanare ordinanze ancora più restrittive. Ascoltiamo. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso, se non mi ascoltate ne veniamo fuori con le bare. Non usa mezzi termini il governatore Zaia nell'incontro quotidiano con la stampa e dopo aver invitato i cittadini a informarsi giorno per giorno sull'evoluzione dell'emergenza, guardando televisioni e leggendo i giornali, ribadisce ai veneti l'importanza di restare a casa. L'avete capito o no che non potete andare in giro col cane? E neanche da soli senza cane. 200 metri, sono 200 metri. Lo stare in casa noi abbiamo visto sul modello che rallenta il contagio. Allora voi capite che se questa strategia la portiamo avanti, a prescindere dalle ordinanze e da tutto, e abbiamo un atteggiamento prudente e non eroico, di non entrare nel loop mentale di dire tanto a me non toccherà mai. Quando tu hai 1.700, quasi 1.800 persone in ospedale e quasi 18.000 persone in isolamento, pensare tanto a me non toccherà mai vuol dire essere dei folli. Resta fondamentale adottare tutte le misure. Anche se dovete fare la spesa, non avete nulla per proteggervi, anche un foulard, un giro di sciarpa è più che sufficiente, piuttosto che andare senza nulla. Lavarsi spesso le mani vuol dire ossessivamente. Fatelo, dopo queste ossessioni ce le toglieremo quando sarà passato tutto. Cosa vuol dire ossessivamente? Vuol dire spesso e per non meno di 20 secondi. Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano, scartate, se potete all'aria aperta, gli involucri, eliminateli e pulite con una soluzione disinfettante tutto quello che vi resta in casa. Attenzione! E lo dico ai bambini, lo dico ai genitori, lo dico ai cittadini, a tutelare i nonni. Tutti coloro che hanno sopra i 70 anni vanno tutelati al 100%. Ma il coronavirus attacca tutti, giovani compresi. Siamo pronti per una buona onda d'urto. Però non è che i veneti devono stare tranquilli e dicono tanto Zaia ha fatto le terapie intensive. Cioè non è che dici mi spacco la gamba tanto c'è chi me la ingessa. Ragazzi, attenzione che chi arriva in terapia intensiva fa la roulette, gioca la roulette russa. Quindi voi non dovete arrivarmi in terapia intensiva. Il governatore lancia poi un altro forte appello.
fate una spesa grande e poi basta in supermercato. Non posso vedere e sentirmi dire dagli operatori che vedono, stavo dicendo pazienti, ma di fatto siamo tutti pazienti noi oggi, cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di comprare o lo yogurt o lo zucchero o altro per farsi una passeggiata. Non costringetemi a fare ordinanze cattive sul fronte degli acquisti, ma non andate tutti i giorni a fare la spesa. Idem per le farmacie. Non andate tutti i giorni in farmacia. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Ecco, avete sentito Zaia, decisissimo, come peraltro ormai quotidianamente siamo abituati ad ascoltarlo. Come promesso, adesso vi facciamo vedere con l'aiuto della regia la tabella aggiornata con i nuovi casi da Covid-19. Eccoli qui. Rispetto al bollettino emanato dall'azienda Zero questa mattina alle 8, ci sono 267 casi in più in Veneto, soggetti in isolamento domiciliare, quindi positivi, sono 17.457, quindi più 267 casi, allora positivi 33 in più nel Padovano, il cluster dei domiciliati presso il comune di Vo rimane a 0, quindi non ci sono nuovi casi nel comune di Vo. 11 casi in più a Treviso, 16 a Venezia, 130 a Verona, è preoccupante l'escalation del veronese, 47 a Vicenza, 13 a Belluno, 7 a Rovigo, domicilio fuori dal Veneto, più 2 casi, assegnazione in corso 8 casi. Allora ci sono dei decessi, purtroppo il numero dei decessi è piuttosto alto, in questo bollettino sono 21 i decessi, vediamo se... È un po' piccola la tabella, ve li dico io. Allora, un decesso si è verificato a Verona, uno presso l'ospedale di Feltre, 3 sono i decessi presso l'azienda ospedaliera di Treviso, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Montebelluna, 1 a Mestre, 1 a Dolo, 3 sono quelli registrati a Schiavonia, 2 i decessi all'ospedale di Villafranca, 2 decessi all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar, un decesso presso l'ospedale Pedersoli Peschiera. Questo purtroppo è il nuovo bollettino con 267 casi in più e 21 decessi solo nel Veneto. E adesso vi facciamo vedere un'altra tabella, che è quella che per la prima volta ci dà il numero dei contagiati da Covid-19 minorenni. Sono 2 nel Trevigiano, i ragazzi in tutto contagiati da SARS-CoV-2 e ancora ricoverati negli ospedali del Veneto sono ad oggi soltanto 6 rispetto al totale dei 132 positivi censiti dall'inizio dell'epidemia. Lo ha precisato la Regione del Veneto. Allo stato attuale ne rimangono 125, dei quali 6, dicevamo, tuttora all'ospedale. 7 i ragazzi nel frattempo guariti, sono 2 i ragazzi che si trovano ad oggi ricoverati presso l'ospedale di Treviso. E se questi sono i numeri, adesso ce ne sono altri di numeri, i numeri che fanno paura, sono quelli dei posti di lavoro che dall'inizio dell'emergenza sono andati perduti. La denuncia shock è stata data proprio dall'assessore regionale Elena Donazzan. Pensate, sono già 20.000 i posti di lavoro persi. Ho chiesto all'Osservatorio di Veneto Lavoro di fare un monitoraggio specifico. E abbiamo, come si fanno i dati scientifici, e noi abbiamo un sistema molto articolato e molto certificato, noi abbiamo valutato lo stesso periodo dell'anno scorso con questo e risultano dai meno 15 ai meno 20.000 posti di lavoro in un solo mese di Covid e nemmeno con le imprese tutte chiuse. I dati sono arrivati sul tavolo di Elena Donazzan in queste ore e offrono uno spaccato drammatico del lavoro a nord-est. Causa virus, migliaia sono i posti di lavoro che si sono volatilizzati, sorvegliato speciale il turismo. Ho chiesto adesso di monitorare i dati del turismo, specificatamente quelli del turismo che saranno dati trimestrali, cioè comprendendo nel mese prossimo, ma guardandoli da ora, che cosa è accaduto per esempio nella Pasqua di quest'anno e quella dell'anno scorso, come sono andati i territori, perché ci darà, questa è la cartina di tornasole per comprendere l'impatto non solo sanitario ma anche economico di questa crisi. Monitorare i dati per approntare una risposta, questo è l'obiettivo di Donazzan, per la quale non possono bastare i 25 miliardi annunciati dal governo come seconda tranche. Non saranno sufficienti né quelli di prima né quelli annunciati in questo decreto, perché
Tanto non possiamo solo ragionare di cassa integrazione, anche se è stata promessa a tutti, ma dobbiamo capire come difendere le nostre imprese e come garantire liquidità e sostegno alle nostre imprese. Insomma, non c'è solo il lavoro in ballo, ma anche la tutela del Made in Italy, e a bocciare l'entità del nuovo decreto sono anche le categorie. Sono pochi sì, perché purtroppo ci vogliono più risorse, perché quando tu blocchi un paese ci vogliono molti soldi per ripartire. E a proposito dell'ipotesi di un Mario Draghi traghettatore dell'Italia fuori dalla crisi e possibile premier tecnico, Pozza ha le idee chiare. Ma io la auspico, a crederci non ci credo tanto. Eccoci qui, allora avete sentito, questo è il problema, 20.000 posti di lavoro e che cosa sta succedendo nelle imprese artigiane dalle dichiarazioni del presidente di Confartigianato che sono state costrette a chiudere, sta lavorando una su due, quindi il 50% dei lavoratori è a casa. Saracinesche abbassate per oltre il 60% delle imprese artigiane trevigiane, 14.230 sono quelle chiuse in base ai codici Ateco, inseriti nei decreti dell'11 e il 22 di marzo, per un totale di più di 35.000 lavoratori a casa. Un tessuto produttivo che di fatto si ferma senza avere la certezza di poter riaprire domani. Ma la domanda è: quanti poi riusciranno a riaprire? Questo è il tema vero, perché è evidente che la situazione è pesante anche sotto l'aspetto sanitario soprattutto, ma ripeto, o abbiamo notevoli interventi anche da parte dello Stato attraverso magari anche l'Europa per dare liquidità e linfa alle imprese, o altrimenti corriamo il rischio che una questione tragica sia poi l'assenza dell'impresa e quindi automaticamente l'assenza del lavoro. Si ferma l'impresa, la produttività, si ferma il lavoro e così a catena i consumi, perché anche le famiglie avranno meno soldi in tasca. Pensate che a casa più di un lavoratore su due, il 58,5% del totale dell'artigianato trevigiano. Numeri che tradotti nella realtà delle nostre imprese spesso raccontano di intere famiglie che di quel lavoro vivono, dove il titolare e l'apprendista sono gli anelli della stessa catena. Le esportazioni sicuramente avranno non solo un rallentamento contingente ma uno strutturale, perché vediamo che purtroppo il mondo è in questa situazione e soprattutto abbiamo perso anche quasi completamente la stagione turistica, quindi l'economia sarà molto in sofferenza e quindi credo che ci voglia una iniezione forte anche di intervento comunitario. I settori maggiormente colpiti sono l'edilizia, il benessere, la metalmeccanica, legno e arredo, moda. Soltanto il settore dell'edilizia lascia a casa 12.274 persone. La posta in gioco è alta, scrive Confartigianato, perché imprese e lavoratori sono interdipendenti. È evidente che i 25 miliardi annunciati da Conte non possono bastare. Corriamo il rischio come Paese, visto che facciamo tutto a debito, di arrivare a un debito che sia insostenibile e nell'economia globale potremo pagarla a caro prezzo. Andiamo in ospedale adesso con le immagini, intanto vi dico che è arrivato il report dell'ULSS 2 relativo ai 3 decessi che ci sono stati nelle ultime ore nella Marca trevigiana. Si tratta di persone dell'età media di 81 anni, 2 di loro avevano gravi patologie, uno a Vittorio Veneto aveva 90 anni, anche lui con gravi patologie, uno a Montebelluna, over 60, quindi aveva più di 60 anni. Entriamo, come vi dicevo, negli ospedali della Marca, calano gli accessi, c'è anche qualche dimissione, ma l'appello rimane sempre lo stesso, ovvero quello di restare a casa. La Marca trevigiana pronta a dare supporto alle altre province venete per la lotta al coronavirus. A confermarlo il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, nel consueto punto giornaliero sulle strutture operative. Iniziamo con l'ospedale di Vittorio Veneto, riferimento con il San Camillo di Treviso per i contagiati dal virus. Abbiamo già liberato 180 posti letto su 220 e abbiamo fatto un passaggio di 114 persone, sostanzialmente tra Conegliano e quelle che avevamo a Vittorio ed altri ospedali. Abbiamo attivato già e sono già funzionanti le 6 postazioni di terapia intensiva e abbiamo già accolto anche persone da altre ULSS.
Una vera e propria strategia da battaglia contro l'infezione, con la distribuzione capillare di posti letto e terapie intensive, guardando le linee vicine come la provincia di Venezia o il territorio padovano. Ad Oderzo, in accordo con la Regione, andremo ad attivare dei posti di terapia intensiva che oggi sono liberi, free, ma che potrebbero servire anche magari per aiutare altre ULSS nel momento in cui queste ULSS abbiano pazienti che hanno bisogno di essere posti in terapia intensiva. Il centro più importante comunque rimane il Cafoncello, che verrà ulteriormente rinforzato. Le nostre terapie intensive di Treviso, che oggi siamo passati a ormai quasi 21 posti letto occupati, però stiamo già anche qui attrezzando, la Regione ci farà avere i nuovi ventilatori, altre 9 postazioni a Treviso, in modo tale da poter sopperire nel momento in cui serva ovviamente a nuovi casi che andranno ad aggiungersi, e noi speriamo sempre meno, però siamo pronti, non ci facciamo cogliere all'improvviso. Accanto a questi numeri che descrivono il fronte di intervento ci sono anche quelli dei contagi. Non dobbiamo mollare, soprattutto non dobbiamo, sentirci sicuri, perché ancora purtroppo abbiamo una crescita che sicuramente è ridotta rispetto ai giorni scorsi, dove avevamo 30-40 accessi ogni giorno alla nostra ULSS di persone che avevano sintomi e poi sono anche risultate Covid positive. Ma oggi abbiamo sicuramente un rallentamento, 8-10 casi, 7 al giorno, però l'attenzione deve essere sempre elevatissima. In questo clima qualche segnale positivo sta infine arrivando. A Montebelluna manteniamo i 10 casi in terapia intensiva, a rotazione per fortuna abbiamo dimesso 2 persone che stanno bene, molto bene, quindi questo ci dà veramente un'enorme soddisfazione a me, a noi tutti, ai clinici e a chi sta lavorando, perché i risultati positivi poi ci fanno sorridere, ci fanno star meglio e lavorare meglio. Ed ora andiamo in prefettura, perché sono tante le aziende che si rivolgono agli uffici del Ministero dell'Interno per capire se la loro produzione rientra o meno nelle restrizioni del nuovo DPCM. Vediamo. Posso o non posso tenere aperto? Le aziende trevigiane vogliono continuare a lavorare, rispettando però le norme del DPCM in materia di sicurezza. Non vogliono fermarsi, e a filtrare tutte le domande sono oggi gli uffici della prefettura, che di fatto dipendono dal Ministero dell'Interno. In questi 2 giorni sono arrivate ormai direi più di 1000 comunicazioni di prosecuzione di attività, quindi noi stiamo esaminando queste comunicazioni, abbiamo chiesto per moltissime integrazioni, perché spesso si trattava di pure comunicazioni senza nessun riferimento per poter valutare quindi se effettivamente quell'attività che l'imprenditore intende proseguire è veramente, come dice la norma, funzionale rispetto a quella che è la linea produttiva. Tutte le domande sono al vaglio, ma soltanto per chi dovrà fermarsi arriverà la risposta scritta, per gli altri vale il silenzio assenso. Una presa d'atto per quanto riguarda gli imprenditori, e sono la maggior parte secondo me, che potranno continuare a lavorare, almeno da una prima visione che abbiamo degli atti. Poi ci sarà la risposta negativa, nel senso che ci sarà il provvedimento con cui si dispone la sospensione per coloro che invece appunto non hanno i requisiti, quindi finché uno non riceve nessuna comunicazione dalla prefettura continua a lavorare. Ed è sempre della prefettura la competenza di sgomberare il campo sulla possibilità che prodotti non alimentari, come ad esempio la cancelleria, debbano o meno essere venduti nei supermercati. È aperto nei giorni in cui è aperto e si vende tutto, ovviamente i mercati, la famosa lista del decreto dell'11 marzo, quando si chiude questa volta, almeno qui in Veneto si chiude anche in base alla disposizione dell'ordinanza del Presidente della Regione, quindi non si vende nulla. Dal prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà arriva anche l'appello a denunciare eventuali anomalie sul prezzo dei prodotti, in alcuni casi gonfiati da produttori o negozianti che sfruttano la carenza della merce in circolazione. Allora, questo è quello che ha detto a noi il prefetto, ma invece sentite che cosa abbiamo raccolto attraverso le vostre segnalazioni proprio in merito alla vendita o meno di prodotti non alimentari all'interno dei supermercati. Prodotti sugli scaffali che però non si possono acquistare. Sono numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, alcune corredate da foto come questa, chiaramente riferite alla cancelleria. Una limitazione in questo caso anche alla didattica che, seppur tra mille difficoltà, molte famiglie stanno comunque portando avanti a distanza. Ma si parla anche di giardinaggio, materie di stilo, fino ad arrivare in alcuni casi a prodotti per l'igiene personale e per la casa. Tutto esposto ma non in vendita, perché il decreto governativo indicherebbe distribuibili solo prodotti alimentari.
Eppure questi prodotti servono, come per certi versi più degli altri, per un provvedimento che le organizzazioni dei consumatori puntano a far cambiare rapidamente, iniziando dalla grande distribuzione. Risulta anche a noi la settimana scorsa, esattamente sabato, alcuni supermercati non davano accesso ai prodotti di igiene. Anche perché in realtà non c'è una legge che blocca la distribuzione. Non c'è, perché tutti i negozi che hanno la possibilità di restare aperti hanno la facoltà di vendere i loro prodotti. Nel frattempo, anche per raccogliere esempi pratici, le associazioni chiedono ai cittadini collaborazione. Ci telefonino, perché è chiaro che noi possiamo intervenire abbastanza rapidamente, è difficile magari trovarci, ma se hanno un po' di pazienza riescono a contattarci e facciamo gli interventi. Diversa invece è l'indicazione per aumenti non giustificati dei prezzi. Anche in questo caso, sia dai nostri telespettatori che dagli associati, arrivano diverse segnalazioni. Più che aumenti dei prezzi di prima necessità abbiamo osservato degli scostamenti. Faccio un esempio molto semplice, che è quello che poi abbiamo seguito. Se 3 giorni fa le arance costavano 1,30 al chilo, ieri erano a 2 euro, oggi sono a 1,50. Faccio fatica a capire questa modifica. Qui più che alle associazioni la segnalazione va fatta direttamente alle forze dell'ordine. La cosa da fare è telefonare alla Guardia di Finanza, hanno una disponibilità eccezionale, quindi utilizziamoli. Siamo ora alla situazione delle mascherine, continuano a mancare, adesso si pensa a far veicolare la nuova distribuzione attraverso le farmacie, vediamo. La Regione ha promesso altra fornitura, verrà comunque distribuita in modo diverso, probabilmente presso le farmacie. Questa è la risposta a chi chiedeva se la distribuzione a Treviso si sarebbe limitata a una sola mascherina per famiglia e se si sarebbe ripetuta la gestione con gazebo in centro e nei quartieri raggiungibili a piedi o in auto. Comandante Gallo, che sottolinea come stia invece continuando la consegna casa per casa. Stiamo procedendo anche in questi giorni a distribuire le mascherine alle persone cosiddette deboli, disabili, anziani che non si possono muovere. Altro fronte seguito dalla Polizia Municipale cittadina è il rispetto delle norme anticontagio, che quasi inaspettatamente vede i trevigiani disciplinati nella lotta alla diffusione del virus. Dopo i giorni dell'indifferenza, con la gente nonostante divieti e cartelli a correre lungo la Restera, ora i controlli della Polizia Municipale confermano che i trevigiani hanno capito di restare a casa. Finalmente la cittadinanza ha compreso l'importanza di rimanere a casa, l'importanza di recarsi a fare la spesa solo una volta alla settimana, di recarsi una volta alla settimana a prendere i medicinali, quindi di rimanere a casa. Tant'è che i controlli che noi facciamo comunque quotidianamente di fatto stanno registrando un'assenza sostanziale di violazioni. Questo nonostante dal governo, con l'ennesimo decreto, sia stata cancellata la denuncia penale per chi viola le consegne. È un decreto che è uscito ieri sera, approvato ieri sera poco prima di mezzanotte, in vigore già da oggi. Non ci sarà più la denuncia penale ai sensi del 650, ma verranno subito elevate sanzioni molto pesanti. Parliamo di sanzioni da 400 a 3.000 euro, oppure se commesse a bordo di un veicolo da 500 a 4.000 euro. Quindi fare molta attenzione, perché, ripeto, la sanzione sarà elevata immediatamente. Ci fermiamo per pochi secondi, tra pochissimo di nuovo insieme con le notizie di Treviso. Eccoci di nuovo in diretta, le notizie che arrivano dal Trevigiano. Andiamo a vedere questa notizia di cronaca. Erano ammassati all'interno di un piccolo supermercato in barba ad ogni ordinanza. È accaduto a Crocetta del Montello dopo i controlli da parte dei carabinieri. È arrivato il decreto prefittizio di chiusura per 5 giorni. Si tratta del supermercato Wallong di via Feltrina Vecchia. All'interno sono stati trovati i militari dell'Arma, 6 cittadini cinesi più i titolari, tutti ammassati senza nessun rispetto per le distanze previste dal decreto. Oltre alla chiusura, il titolare è stato denunciato a piede libero. E adesso con le immagini ci spostiamo ad Asola. Rientrato al suo lavoro di fatto a tempo pieno da sindaco, è tornato ad essere infermiere professionista. Vediamo. Andrò a lavorare all'interno di una rianimazione dedicata ai pazienti Covid, che vuol dire pazienti con il coronavirus. Per questo devo limitare quanto più possibile i miei contatti e la mia socialità. Ma esistono tanti altri canali per comunicare, tra cui uno è questo, i diversi social, i WhatsApp, i messaggi, le telefonate. Per cui io ci sarò. Sicuramente non potrò essere
né presente fisicamente né potrò essere pronto nelle risposte, ma il sindaco di Asolo continuerà ad esserci. Sveste la fascia e indossa il camice bianco perché si sa chi lavora in corsia ha sposato non soltanto la professione ma anche una missione. Dai Colli Asolani, seduto alla scrivania, Mauro Migliorini, infermiere di professione, manda un messaggio a tutti i suoi concittadini per annunciare di essere stato richiamato dall'emergenza sanitaria a prestare il proprio servizio a tempo pieno, una chiamata a cui si è fatto trovare pronto. Sono convinto che ognuno di noi deve fare quanto può e quanto gli è possibile per vincere tutti assieme questa battaglia. Ho detto anche di sì dopo avermi confrontato con la mia famiglia, dopo un confronto con il vice sindaco, la giunta, il gruppo consigliare di maggioranza e dopo avermi confrontato anche con i diversi capi ufficio del nostro comune. Sarà un sindaco meno presente ma non meno vicino alla sua comunità, che in questo videomessaggio pubblicato su Facebook ha salutato e invitato a tenere duro, con un incoraggiamento particolare ai concittadini malati ricoverati negli ospedali. Sarà la giunta a proseguire l'attività amministrativa, spiega, in accordo con il Consiglio Comunale, dal quale il sindaco ha annunciato di aver avuto pieno spirito di collaborazione. Molte delle decisioni che sono state assunte sono state condivise con tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, perché di fronte a questa tipologia di emergenze non ci deve esistere nessun tipo né di destra né di sinistra né di centro, tutti devono lavorare assieme lasciando stare le polemiche. Un'emergenza che abbatte le differenze tra destra e sinistra, tra ricchi e poveri, che ci rende più vicini nonostante l'obbligo di lontananza. Buon lavoro sindaco, allora, un camice in più in corsia per tutti noi è una grande rassicurazione. Noi ambulanti siamo stati dimenticati, da oltre un mese non hanno entrate, non stanno lavorando, però devono continuare a pagare le tasse, sono lavoratori ambulanti. Sentite la storia di Paolo e Maurizia. Il furgone è lì, parcheggiato accanto alla casa, fermo dal 22 febbraio, quando è esplosa l'emergenza coronavirus. Da quel giorno Paolo e Maurizia, che lavorano come ambulanti nei mercati, hanno dovuto rimanere a casa. Nessuna entrata da allora, nessun sostegno, ci raccontano. È là, in attesa che si risolva qualcosa, intanto noi siamo a casa, rinchiusi e a reddito zero, perché naturalmente non abbiamo nessun tipo di assistenza, e dobbiamo arrangiarsi con quello che abbiamo, insomma. La nostra, ci dicono, è una categoria dimenticata, nessuno parla di noi, nessuno ci aiuta, ma noi, come tutti, dobbiamo pagare la merce, le tasse, l'IVA. Ma senza entrate, come possiamo fare? Sono ambulante da 50 anni, non mi è mai successa una cosa così e trovavo giusto, ho chiamato io all'Antenna 3, per dire che siccome nessuno ci dà una mano e nessuno espone, come ha detto mio marito, il nostro problema, volevo sentire un attimo cosa si poteva fare, perché come diceva lui reddito zero, cioè un mese che io non porto a casa un euro. Sì, la roba primaverile comprata da vendere è tutto nel furgone, come vedete alle mie spalle, lì la roba è da pagare. Io non posso pagarla. Vendono vestiti da uomo, tutto è lì fermo, anche l'abbigliamento primaverile che dovrò tirare fuori se continua così, ci dice, nel 2021. Quanto potremo resistere senza lavorare? Stiamo vivendo un po' in restrizione, nel senso che non muovendoci non consumiamo più di tanto, la macchina è sempre ferma, però a casa l'energia elettrica, il metano, il mangiare bisogna andare, insomma. Qualcosa ci inventeremo anche noi, speriamo che insomma nel giro di un mese e mezzo, 2, riusciamo a risolvere il problema. Poi l'appello. Noi chiediamo di essere tutelati e di ricevere assistenza economica, insomma, non quei 600 euro che ancora non si sa quando arriveranno una tantum, minimo che siano 600 euro al mese, per riuscire a tirarci fuori da questa situazione, e la sospensione di tutti i pagamenti, le tasse, l'IVA, l'INPS, tutto quello che è un anno bianco. Paolo e Maurizia ci salutano e tornano dentro casa, sperando che tutto questo presto finisca. Eccoli Paolo e Maurizia, una delle tante voci in questa fase di emergenza davvero dura per tutti. Un altro settore che sta andando in crisi è quello del florovivaismo, sentite.
Per il settore del florovivaismo questo periodo dell'anno solitamente è il più importante sul fronte delle vendite. Con l'inizio della primavera infatti si inizia a sistemare giardini e balconi con i fiori di stagione. Ma quest'anno l'emergenza coronavirus e le misure restrittive per arginare il contagio hanno completamente cambiato i giochi. La mia azienda è strutturata per la vendita al dettaglio, essendo chiuso per le ordinanze per il coronavirus. A noi proprio non riusciamo più a vendere il nostro prodotto. Sicuramente gli articoli di stagione, quindi questi articoli qua, butteremo via tutte queste piante. Tutti questi articoli qua hanno un range di vendita limitata di qualche settimana, quindi questi sicuramente sono da buttare via. Vedremo con gli articoli di stagione, quelli diciamo della primavera inoltrata. Difficile fare in questo momento una stima delle perdite. Le ultime 2 settimane non abbiamo incassato, punto. Nella percentuale siamo già a un meno 15%, e se non abbiamo un incasso per 1, 2 settimane, 3 è un conto. Se si inizia a parlare di mese e mezzo, 2, per noi che in questo momento, marzo, aprile, maggio, i primi di giugno, è il cuore della stagione, no, andiamo in difficoltà. Una situazione in continuo divenire, al momento non si conosce ancora la fine dell'emergenza, per questo sono necessari interventi mirati da parte del governo per limitare i danni. Lo slittamento dei pagamenti è un aiuto, ma è un aiuto momentaneo. Poi abbiamo bisogno di liquidità per pagare fornitori, lavoratori, trasportatori, riscaldamento, tutta la filiera, dalla A alla Z. Il vento che ha soffiato per tutta la giornata sulla Marca Trevigiana ha causato una lunga serie di incendi alle canne fumari. I vigili del fuoco sono stati in azione a Pieve di Soligo, Preganziol, Motta di Livenza, Treviso, Orsago. In questo momento, mentre vi sto parlando, anche a Villorba, canne fumarie surriscaldate dalla presenza costante delle persone in casa e cariche di fuliggine che con le raffiche di vento hanno innescato gli incendi ai camini. Pompieri in azione anche per diversi tagli di piante, in particolare diversi alberi di alto fusto nella zona di Roncade. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Torniamo a parlare di solidarietà tra le tante notizie che vi stiamo dando in questi giorni. Questa volta diamo la parola al sindacato che ci racconta una storia bellissima, quella dei lavoratori della logistica del comparto CRAI di Montebelluna. E nonostante appunto già sia faticoso il loro lavoro e soprattutto in questo periodo lo diventa di più, proprio perché vengono considerate attività essenziali, hanno pensato ad altre persone che in questo periodo diventano essenzialissime per noi e sono le persone appunto che ogni giorno svolgono la loro funzione all'interno delle terapie intensive. Con questo direi che noi siamo orgogliosissimi di questi ragazzi. Le ore di lavoro straordinario, che in questa fase di emergenza sono tante, devolute alle terapie intensive del territorio. Da lavoratore a lavoratore la solidarietà corre attraverso il tempo speso in campo. A regalare una parte del loro stipendio con le loro ore di lavoro straordinario sono quelli che non vedrete mai, gli invisibili, gli operai della logistica del magazzino CRAI di Montebelluna che riforniscono tutti i supermercati del territorio di beni di prima necessità. E se proprio a loro in questa fase di emergenza viene chiesto uno sforzo in più perché sono tra le poche attività che non possono chiudere, ecco questo sforzo loro hanno deciso di regalarlo. L'aiuto che va sicuramente a tutti altri lavoratori che sono super impegnati in questo periodo e a cui dobbiamo, secondo me, proprio lo dico non da funzionario ma da cittadino, un grazie grandissimo, e sono i medici, sono le OSS, sono gli infermieri, sono le addette alle pulizie, sono le addette comunque alla distribuzione dei pasti all'interno delle terapie intensive di tutti gli ospedali comunque. L'appello del sindacato è che questo gesto possa essere da stimolo anche per altre realtà produttive del territorio. Credo che in questo periodo in cui abbiamo molto tempo per riflettere, proprio per questa sorta di reclusione giusta che ci hanno imposto, sarebbe un gesto meraviglioso se anche altre realtà riuscissero a emulare un meraviglioso gesto fatto da questi ragazzi. Ed ora ci spostiamo a Villorba per ovviare alla mancanza di mascherine. Sentite questo cittadino che soluzione davvero singolare è riuscito a trovare. Davanti ai negozi la gente
E prima mi guarda un po', poi qualcuno timidamente mi chiede ma dov'è, che roba è, qualcuno che non l'abbiamo mai vista. Non si trovano più mascherine anticontagio? E allora uso quella antigas dell'esercito. Ha pensato così Giuseppe Favero, che ha fatto in questo caso della sua passione anche la soluzione seppur personale ad un'emergenza. Magari un po' ingombrante, ma a quanto pare estremamente efficace. Qua è indossata così. Si apre il tappo e guarda, la maschera è a posto, si respira bene e basta. Qui deve passare tutto per il filtro. Giuseppe la usa quotidianamente dopo averla conservata per decenni come testimonianza del suo periodo militare. Acquistata in un mercatino molti anni fa, era nel corredo consegnato a generazioni di reclute finché c'è stata la leva obbligatoria. Una maschera che è molto ma molto protettiva. Difatti l'ho fatta visitare anche da un medico, con questa qua non passa niente. E pertanto, in mancanza delle maschere, delle mascherine che tutti hanno, quelli che le hanno, e io ho preso questa e me la sono infilata in testa. Del resto Giuseppe la sa lunga sulle dotazioni antigas e antiattacco batterico dell'esercito italiano e non solo. Recuperante da sempre ci mostra un libro della sua raccolta dedicato unicamente a queste protezioni. Poi con orgoglio ci mostra il suo ultimo ritrovamento prima dello stop totale a tutti gli spostamenti. In una singolare coincidenza il recupero sul Carso non è stato di un bossolo, un elmetto o un pezzo d'arma, ma proprio di una custodia per maschera antigas della Grande Guerra. Di sicuro, oltre a non aver sottratto mascherine a chi ne aveva maggiormente bisogno, ha suscitato curiosità in tutto il paese. In farmacia mi hanno fatto una festa qui a Villorba, le dottoresse sono saltate fuori dal banco, anche il medico, hanno preso tutti quel telefonino a fare foto, che bella, mi hanno fatto i complimenti domandandomi dove e come io l'avevo. Un oggetto tornato d'attualità dunque, ma anche uno spunto per molti per riscoprire un pezzo della nostra storia. Si terrà nella giornata di lunedì nel cimitero di Breda in forma strettamente privata per le attuali prescrizioni l'ultimo saluto a Galliano Pillon per tutta la stampa trevigiana, l'ultimo cronista di provincia vecchia maniera, stroncato a 73 anni nella serata di mercoledì da un tumore aggressivo, lascia un grande vuoto non solo nella comunità di Breda e di Maserada che con il resto del Basso Piave trevigiano raccontava da oltre 40 anni. Molte delle storie che Antena 3 vi ha raccontato sin dagli anni 80 erano frutto di sue segnalazioni. Dalla cronaca con l'omicidio Baldissina alla cultura popolare, con l'ultimo impagliatore di sedie Galliano, con la sua semplicità ci segnalava le notizie che sono diventate indimenticabili servizi. Qui lo vediamo con i nipoti in uno degli ultimi presepi che amava costruire con loro. Alla moglie Gabriella e ai figli Michele e Nicola la vicinanza di tutta la redazione trevigiana di Antena 3. Ed ora siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Allora, poco più di un mese dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la prefettura di Belluno si conferma in prima linea per l'organizzazione delle attività predisposte dai sindaci per garantire attraverso il COC le operazioni di assistenza alla popolazione per il monitoraggio dei controlli sul territorio. Il prefetto ai cittadini ha detto: abbiamo a disposizione tutti i servizi, diamoci la forza per resistere. Isolamento che comunque sappiamo che è funzionale al recupero di uno stato di salute collettivo e quindi collettivo, personale, familiare, per cui questa ragione ci deve dare la forza giusta per poter veramente resistere. È un messaggio che arriva dal cuore, quello che il prefetto di Belluno rivolge a tutti i cittadini costretti a casa a causa di una necessità di tutela della salute personale e collettiva. A poco più di un mese dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la rappresentante del governo sul territorio rassicura i bellunesi. Abbiamo a disposizione tutti i servizi e quello che ci occorre per condurre comunque una qualità della vita assolutamente dignitosa, per cui ritengo che possiamo tranquillamente farcela, ecco.
Da Palazzo dei Rettori si susseguono le riunioni in videoconferenza con i sindaci e con le forze dell'ordine per l'organizzazione delle attività necessarie e il monitoraggio dell'ottemperanza delle ordinanze che impongono a tutti di restare in casa e di limitare gli spostamenti. Il prefetto è però intervenuto con una direttiva per dirimere le questioni sollevate da chi vive in luoghi di montagna isolati, magari senza i servizi primari a portata di mano. È logico che laddove non vi siano gli esercizi commerciali o addirittura le farmacie per poter acquistare beni di prima necessità o farmaci o comunque generi alimentari, è chiaro che il cittadino è autorizzato a recarsi nel posto più vicino, che potrebbe essere proprio anche in un comune limitrofo. Colpo di scena nella vicenda dell'ACC, come vi abbiamo anticipato ieri, il Mise ha reso noto la nomina della friuliana Anna De Pasquale a commissaria giudiziale dell'azienda di Mel. Non è lo scenario che ci eravamo prefigurati, ha dichiarato Maurizio Castro, evidentemente delusi invece i sindacati. Poche righe inviate a tutti i soggetti istituzionali e alle parti sociali che per mesi si sono battuti per dare continuità alla ACC. Non è la conclusione che mi era stata prefigurata, scrive Maurizio Castro, che si è speso senza risparmiarsi nel suo delicato ruolo di commissario straordinario di ACC, un vero e proprio cavallo di razza, indicato da tutti come figura di garanzia per la nuova gestione commissariale. Ieri la notizia della nomina della friulana Anna De Pasquale a commissario giudiziale di ACC è stata spiazzante. Nel suo messaggio ai componenti del comitato di sorveglianza di ACC, Castro spiega di non voler commentare la vicenda, che non nega l'abbia profondamente turbato. Severo il commento dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Abbiamo la necessità di avere persone che conoscano esattamente ciò di cui si sta parlando. Non abbiamo tempo da perdere. Questa è una partita delicatissima. ACC deve essere messa nelle condizioni di riprendere la propria produzione e di mantenere il rapporto con i fornitori. Se era grave prima della crisi, lo è ancora di più. L'assessore Donazzan ha scritto immediatamente al capo di gabinetto del Mise: vi siete sbagliati. Non hanno ancora risposto, ma, dice l'assessore, sono certa che condividano la mia posizione. Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL di Belluno, è lapidario. Evidentemente si vuole la fabbrica chiusa, dice. Alle sue parole si unisce Mauro Zuglian, segretario di FIM CISL. La nomina di Castro era un elemento essenziale del progetto condiviso con le istituzioni, proteso a rilanciare l'attività industriale del sito di Mel. I sindacati rimarcano la delusione per la mancata nomina di Castro e esprimono l'auspicio che l'avvocato De Pasquale voglia continuare l'opera di rilancio sostenuta da tutte le maestranze, garantendo il volume produttivo richiesto dai clienti, anche ricorrendo al lavoro straordinario. Non risparmia le critiche nemmeno il parlamentare bellunese Dario Bond, perché oggi alla crisi aziendale già complessa di suo si sono aggiunti i problemi legati all'emergenza coronavirus. Con il blocco fattuale del Paese è una crisi che diventa ancor più grave, con il rischio concreto di lasciare a casa centinaia di lavoratori. L'auspicio dell'oramai ex commissario Castro è che lo stabilimento di Mel e i suoi magnifici lavoratori possano ritrovare al più presto un orizzonte di consolidamento e di rilancio, coerente con una grande storia industriale che non merita d'essere tradita. Vi abbiamo invitato ad inviarci disegni, video, fotografie dei vostri arcobaleno, del vostro messaggio di speranza. Andrà tutto bene, ed ogni sera ve ne facciamo vedere un piccolo estratto, e anche questa sera. Stare in famiglia, ma come abbiamo fatto ad esaudire il nostro desiderio? Pregando. Allora preghiamo anche per gli ammalati di oggi. Ciao a tutti, stiamo a casa con le proprie famiglie, come dicono le regole, e così passerà tutto. Ciao! Adesso le previsioni del tempo, e grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo.
Benvenuti al meteo. Tempo generalmente più asciutto sul nostro territorio, dove avremo anche un lieve rialzo termico. Il dettaglio di venerdì 27 marzo. Sul Veneto maggiore stabilità, cielo tuttavia grigio e nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Al pomeriggio avremo qualche spazio maggiormente soleggiato. Ancora moderati venti di bora, temperature come detto in ripresa. Minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra 12 e 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, anche qui molte nubi ma senza piogge. Al pomeriggio il cielo risulterà più soleggiato. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, massime invece tra 13 e 15. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo anche qui coperto un po' ovunque al mattino, qualche sprazzo di sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime intorno ai 13-14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.